Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Purtroppo devo cominciare con una brutta notizia che arriva dalle strade del nord-est. Oggi è una giornata di controesodo, anche di partenze in verità. È una giornata da bollino rosso tendente al nero. C'è stato un grave incidente all'alba sulla 4 nel tratto tra Lattisana e San Giorgio di Nogaro nel territorio comunale di Pocenia, siamo quindi in Friuli Venezia Giulia, coinvolti un autocarro e una macchina. Il sinistro al vaglio della polizia stradale è giunta sul posto. Secondo una prima ricostruzione il veicolo leggero che viaggiava sulla corsia di marcia avrebbe tamponato l'autocarro che lo precedeva. A seguito dello scontro quest'ultimo mezzo ha colpito la barriera di sicurezza centrale che divide le due carreggiate, ribaltandosi poi sul lato del conducente che poi è deceduto. La vittima è un uomo di Dolo di 52 anni, Alessandro Pizzato, quindi è cominciata nel peggiore dei modi la giornata a nord-est, una giornata segnata da tanti rientri, una situazione che monitoreremo chiaramente nel corso della giornata. Ma noi partiamo da Filippo Fois, che si trova collegato da Treviso con Edoardo Paris per la parte tecnica. Torniamo a parlare di furti. Come sapete ci sono stati dei colpi in serie in centro a Treviso, c'è una preoccupazione crescente tra i residenti. Un colpo in particolare ha fruttato i delinquenti oltre 100.000 euro tra ori, gioielli e contanti. Ma ci racconta tutto e ci aggiorna Filippo. Buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da via Montello a Treviso, uno dei luoghi in cui ha colpito questa banda che sta mettendo a soqquadro la città di Treviso e non solo. È stata già ribattezzata la banda dell'Audi per questa macchina sospetta che è stata vista transitare nei luoghi in cui si sono compiuti questi furti. Noi ci troviamo qui perché qui è avvenuta la razzia più importante, quella con il bottino maggiore che si aggira attorno ai 100.000 euro. Non è l'unico furto che è avvenuto nelle abitazioni della città di Treviso. In questa settimana se ne sono registrati 5, anche di grossa entità, seppur non sui 100.000 euro. Ce n'è un altro, per esempio, che ha fruttato nella zona di Santa Caterina ben 20.000 euro in contanti. Si tratta evidentemente di una banda di professionisti che è in grado anche di stabilire dove colpire, andare quasi a botta sicura a seconda degli appartamenti che sono vuoti o di quelle che sono le abitudini dei condomini. Allora andiamo a vedere il servizio di Marta Zatta su questo maxi furto da 100.000 euro. 5 furti in un solo giorno tra via Montello, via Pescatori, via Stangade, via Selvana e via Oriana. Questa la zona battuta nella notte di mercoledì dalla banda dell'Audi che sta seminando il panico nella città di Treviso. Casi che non restano isolati ma che da settimane stanno mettendo sotto pressione anche la provincia. Il modus operandi è sempre lo stesso: pedinano le vittime per vedere i loro spostamenti, aspettano che escano di casa e solo allora entrano in azione con guanti e volto coperto. Tra i bersagli di mercoledì notte anche la casa di un'anziana cardiopatica ultra ottantenne. La signora, al suo primo giorno di vacanza, ha ricevuto la terribile notizia dal figlio, avvisato dal vicino di casa di strani rumori provenienti dal suo appartamento. Quando il figlio si è recato sul posto, la scioccante scoperta. C'era la porta letteralmente divelta, ma non con un piede di porco o qualcosa del genere, c'era proprio la porta scardinata con pezzi di muro per terra, le assi tutte quante saltate, sembrava avessero messo una bomba. Ladri esperti che agiscono a colpo sicuro e che hanno rubato dalla casa dell'anziana oro e contanti per un valore che si aggira attorno ai 100.000 euro. Questi entrano dentro con una macchinetta metal detector, la passano lungo i muri o lungo per terra o dove pensano possa esserci qualcosa e in base alle segnalazioni del metal detector prendono l'oro. Di questo ho avuto riscontro su un altro furto che è avvenuto nelle vicinanze, che ha avuto le stesse modalità, hanno lasciato là quello che non gli interessava, hanno preso solo ed esclusivamente oro
e contanti. A riprendere l'auto dei malviventi, un Audi di colore scuro, sarebbero state le telecamere private del negozio sottostante. Le immagini sono ora al vaglio della questura di Treviso, che sta cercando di risalire alle loro identità. A far rabbia il figlio il fatto che non ci sia nemmeno una telecamera comunale nella zona. L'assenza di telecamere in una via importante che fa da congiunzione tra la prima periferia e il centro città, e ne basterebbero 2 all'inizio e alla fine della via. La cosa più fastidiosa, ribadisco, per me è che una persona anziana è stata colpita e si sente ovviamente con una mancanza totale di sicurezza, e questo per me è la cosa che fa più male. Stessa sorte anche per un'abitazione al secondo piano di via Pescatori. Al rientro a casa della proprietaria la porta era completamente sfondata, cucina e salotto intatti, solo i cassetti della camera da letto erano aperti, ma di gioielli e ori di famiglia che si trovavano all'interno nemmeno l'ombra. Episodi che non fanno vivere tranquilli i cittadini nemmeno in vacanza. Già a dicembre era stata avviata una raccolta firme per installare più telecamere di videosorveglianza sul territorio, da allora però nulla è cambiato. Questo l'avete sentito, è una delle polemiche che c'è in questo momento, in un periodo in cui un po' in tutti i comuni si investe in videosorveglianza, l'assenza di telecamere, di telecamere pubbliche in una via importante come questa è un senso di insicurezza che purtroppo si sta registrando come in altre località del Veneto, anche qui a Treviso. Per ora la linea può tornare allo studio. Filippo, grazie davvero a te e a Edoardo Paris per la parte tecnica. Ora ritorniamo alla giornata di ieri. Oggi si respira, c'è molto meno caldo del solito, questo a causa di una giornata difficile, soprattutto in alcune zone del Veneto, soprattutto tra Polesine e Veneziano. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi abbattuti e rami. Ci sono stati parecchi problemi, tra l'altro sulla costa, nella zona di Caorle, ma soprattutto a Lignano. Fra poco andremo anche a Lignano, ma prima il punto della situazione aggiornato con la nostra Ilaria Marchiori, che si trova a Venezia con Francesca Pezzo per la parte tecnica. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Vi facciamo vedere quello che è rimasto di un albero caduto qui a Venezia, proprio di fronte alla sede dell'INPS, a pochi passi da Piazzale Roma. Ieri dalle 14 alle 20 sono state 110 le chiamate ricevute dai vigili del fuoco e circa 70 gli interventi che hanno interessato trasversalmente il territorio della città metropolitana da sud-ovest a nord-est. Gli interventi che sono stati effettuati a Chioggia 4, a Jesolo 6, 8 a Mira, 3 a Portogruaro, 7 a San Donà di Piave, 2 a San Michele al Tagliamento, 3 a Spinea. Per quanto riguarda invece Venezia, Isole e Terraferma, 25, di cui 6 a Lido, 1 a Sant'Erasmo, a Venezia Centro Storico, il resto a Mestre, Marghera e Favaro Veneto. Come avevi anticipato anche tu, decine le chiamate ai vigili del fuoco perché il maltempo di ieri ha interessato oltre che il territorio veneziano anche quello del Rodigino e del Padovano. Per quanto riguarda nello specifico invece proprio il Rodigino, in particolare sono stati colpiti i comuni di Badia Polesine, Castelmassa, Giasciano e Baruchella, che con circa una ventina di interventi che sono durati poi per alcune ore. Non ci sono stati però fortunatamente, in questo caso bisogna dirlo, danneggiamenti, interventi di particolare rilievo, perché comunque anche quest'albero che è caduto qui a Venezia non ha colpito nessuno, sono riusciti poi a portarlo via in poco tempo. C'è stato l'episodio più grave che si è verificato nella nostra provincia, avvenuto a Caorle, dove una donna di 35 anni di origine tedesca è stata si trovava nel suo telomare quando è accaduto
un albero e se l'è vista brutta, non è rimasta ferita. Comunque sono poi intervenuti i soccorsi che si sono sincerati che le sue condizioni fossero buone. Dunque questa è la sintesi per quanto riguarda la nostra provincia e poi in generale gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle altre province. Oggi, come hai detto anche tu, il sole è tornato a splendere, l'aria sicuramente è più fresca. Se tu non hai domande, Christian, io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori con Francesca Pezzo per la parte tecnica. Questa è la fotografia generale scattata dalla nostra Ilaria Marchiori al Veneto. Il fronte più problematico però è stato in Friuli Venezia Giulia, sulla costa friulana, in particolare nella vicina Lignano. Una tromba d'aria, questi i danni e questo il racconto della nostra redazione. Passaggio di questa tromba d'aria che ha seminato il panico qui a Lignano Sabbiadoro. Possiamo fare un po' il punto della situazione? Beh, allora, innanzitutto la situazione è assolutamente sotto controllo. Chiaramente in questo momento ci sono ancora delle verifiche in corso che continueranno anche domani mattina, perché abbiamo dei rami scosciati lungo tutto il territorio. Abbiamo individuato tutte le piante che sono cadute e siamo intervenuti, alcune le abbiamo rimosse come quella alle nostre spalle, alcune è intervenuta la Spapineta perché sono su aree di loro competenza, sono aree in concessione a loro. Domani mattina le operazioni, adesso col buio sospendiamo tutto perché non siamo più in regime di sicurezza, domani mattina continueremo a fare le verifiche. C'è la situazione in questo momento un po' più complicata sulla pista ciclabile della Jet Tour perché sono caduti 4-5 alberi, ho appena finito di fare il sopralluogo. Domani mattina interverrà una ditta che comincerà a tagliare questi alberi e non so se riusciamo a aprirla per il weekend. In questo momento il sindaco sta firmando l'ordinanza di chiusura della strada, quindi rimarrà un'ordinanza aperta fino a data da destinarsi, cioè rimane chiusa da adesso fino a data da destinarsi. Domani mattina intorno alle 12 mi pare di aver capito che verrà in zona anche l'assessore Riccardi a fare un sopralluogo. Ritengo che abbia piacere di vedere i danni agli stabilimenti balneari e quindi capire qual è la portata dei danni anche a privati. Al momento noi siamo soddisfatti del pronto intervento da parte di tutti. Rimane la città chiaramente, come vedete, un po' sporca perché è piena di aghi di pino, ma del resto la nostra bellezza è anche a volte la nostra pena in termini di pulizia. E, da domani mattina la nostra società di pulizia comincerà a pulire tutta la città e quindi speriamo di riconsegnarla quanto prima in ordine ai nostri turisti. Signora, lei praticamente si è vista all'inferno in pochi istanti. In pochi minuti l'inferno è arrivato, volava via tutto, lettini, ombrelloni, gazebi, devastante. Ecco, per fortuna tutto bene alla fine, perché ricordiamo che non ci sono per fortuna feriti. Per il momento non risulta feriti, solo danni, cose rotte, lettini rotti, ombrelloni rotti. Vi siete rimboccati le maniche e in pochi istanti avete rimesso in piedi quanto potete? Nel nostro piccolo sì, abbiamo rimesso tutto in ordine. Colleghi un po' meno perché hanno avuto più danni di noi. Bene, grazie per la sua testimonianza. Senta, ha mai visto una violenza del genere col maltempo? Io sono al bianco e nero e sono all'11° piano. Ho visto un gran nuvolone, gran pioggia, però non mi ha dato l'impressione di sti danni qua. Veramente una roba preoccupante perché sono appena messi, hanno sborsato parecchi soldi e adesso non so se sono assicurati, speriamo che siano assicurati. Però nel condominio mio bianco e nero non ho fatto niente, piove e basta. Vedo se riesco proprio al volo perché ci siamo parlati, perché come potete vedere qui si sta lavorando, non si sta giocando, però volevo chiedere intanto grazie per la disponibilità, avete subito immediatamente, vi siete messi subito al lavoro per sistemare quanto possibile, no? Sì, certo, allora verso le 3:45 è stato il disastro come potete vedere. Naturalmente sì, è stata anche grande paura dal punto di vista anche nostro e delle persone che abbiamo visto correre per il lungomare. Noi sicuramente sì, dopo è stata più o meno 15 minuti, è durata più o meno 15 minuti la tromba d'aria, ci siamo subito messi in funzione per rimettere tutto a posto perché sì, ci teniamo anche e soprattutto ai nostri clienti che
sì, soprattutto molti clienti hanno preso questi gazebi stagionali o abbonamenti che comunque... Ecco, quanti sono i gazebi danneggiati o comunque distrutti dalla furia del vento? Sono sulla ventina più o meno, quindi bisogna considerare non solo i gazebi, anche molti ombrelloni che si sono spaccati soprattutto nel palo di fissaggio, e lì comunque c'è lavoro da fare. Ecco. Cerchiamo per domani di rimettere tutto a posto, non garantiamo niente, però con calma, ci proviamo. La conta dei danni chiaramente sarà nei prossimi giorni per certo. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno grado al campeggio al bosco, alberi abbattuti dalla forza distruttiva del vento provocando danni, una persona ferita non in modo grave. I volontari della squadra della protezione civile di Grado hanno lavorato in sinergia con i vigili del fuoco del distaccamento dell'Isola d'Oro per liberare il camping dagli alberi caduti, alcuni dei quali finiti sopra roulotte e bungalow. La Sogit ha fornito supporto alle persone presenti nell'area, ha messo a disposizione un'ambulanza pronta a intervenire in caso di necessità o di eventuali infortuni al personale impegnato nelle operazioni. Insomma, è stato un pomeriggio impegnativo sulla costa friulana, e appunto oggi si contano i danni. Sempre sul fronte del maltempo, nell'Alto Cadore, nell'Alto Bellunese, sorvegliate speciali e le frane, in particolare quella della Croda Marcora. Partiamo da San Vito, dalla colata inarrestabile che scende dal versante di Croda Marcora e che tiene col fiato sospeso ad ogni temporale. E così dagli eventi clamorosi dell'estate 2025 e oggi, grazie ai lavori realizzati negli scorsi mesi, i sistemi di allertamento collegati a impianto semaforico sulla 51 di Alemagna all'altezza di Pontevenco sia nelle condizioni di prevenire il peggio. È accaduto giovedì nel primo pomeriggio e di nuovo in mattinata, come mostra il video postato dalla collega Nives Milani di Radio Cortina. Dalla scorsa serata ANAS ha emesso un avviso in via precauzionale di temporanee chiusure della statale 51 di Alemagna, almeno fino a quando permarranno condizioni meteo di diffusa instabilità. Nel pomeriggio il Bellunese è stato attraversato da temporali che hanno segnato un repentino cambio di passo, termometri giù di oltre 10 gradi con valori pressoché pari alle medie del periodo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per interventi di rimozione rami, piante e pietrisco sulla sede stradale in diverse zone della provincia. In mezzo c'è l'allarme di Lega Ambiente sul ghiacciaio della Marmolada che arretra e le Dolomiti in sofferenza con il permafrost che si degrada rendendo i versanti sempre più instabili. Il mese di luglio è stato eccezionalmente caldo in quota con lo zero termico oltre i 4.000 metri e la crisi dei ghiacciai investe anche la disponibilità estiva di acqua. Lega Ambiente ha chiesto alla Regione Veneto di accelerare l'approvazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici avviata nel 2021 e ancora in attesa di iter conclusivo. Torniamo a parlare di aggressioni al personale sanitario. Ieri un fatto all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Ci sono degli sviluppi, ma ci racconta tutto il nostro Mirko Cavallin in diretta con Tommaso Migotta per la parte tecnica. Buongiorno Mirko. Buongiorno Cristian, ben ritrovati. Dunque l'aggiornamento riguarda l'arresto dell'aggressore. Si tratta di un italiano 21enne residente a Bassano del Grappa, già in cura proprio presso il centro di salute mentale, quindi già noto anche ai medici del reparto di psichiatria. Il medico che è stato aggredito è proprio il suo medico curante, quello che ha comunque il suo riferimento all'interno dell'ospedale San Bassiano. Qui all'interno sono entrati poco fa i carabinieri che continuano a piantonare il giovane che è stato appunto arrestato e rimarrà qui in ospedale fino alla dimissione, poi per lui si apriranno le porte del carcere. 50 giorni di prognosi invece per il medico, un professionista che era in servizio notturno al pronto soccorso nella notte tra giovedì e venerdì mattina. 50 giorni di prognosi e anche un forte stato di shock ovviamente per quanto gli è accaduto, calci e pugni, poi l'intervento di altri colleghi fino alle forze dell'ordine appunto che sono arrivate, carabinieri ma anche polizia nel caso specifico. Riassumiamo tutto nel servizio che abbiamo preparato e poi lì nello studio.
Rimarrà piantonato dai carabinieri finché sarà dimesso dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Bassano il 21enne accusato dell'aggressione di un medico che stava facendo degli accertamenti su di lui. Il giovane italiano residente a Bassano è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza sarà poi condotto in carcere dopo le cure al San Bassiano. Contro di lui le accuse sono di lesioni e danneggiamento. Nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 4 era stato portato al pronto soccorso in seguito ad un intervento in centro storico degli uomini dell'Arma e degli agenti del commissariato di polizia che lo avevano trovato in stato di alterazione psicofisica. Il 21enne, già in cura al centro di salute mentale dell'ULSS 7 Pedemontana e noto anche alle forze dell'ordine, era inizialmente tranquillo e collaborativo ed è stato visitato al pronto soccorso proprio dallo psichiatra che è il suo specialista di riferimento. Il medico ha così deciso di fare degli approfondimenti cominciando da un prelievo di sangue da effettuare in reparto. Il giovane, vedendo avvicinarsi l'infermiera, si è liberato della sorveglianza dei sanitari e dei loro tentativi di contenerlo. A quel punto si è scagliato contro il medico colpendolo violentemente con dei pugni. Lo psichiatra, anche se frastornato, ha tentato una fuga ma è stato raggiunto dal suo paziente che ha ripreso a colpirlo nuovamente con calci e pugni in varie parti del corpo. Solo l'intervento di altri sanitari ha riportato alla calma la situazione grazie ad una sedazione dell'aggressore. Per il medico la prognosi è di 50 giorni. Piena solidarietà è stata espressa dall'ULSS 7 Pedemontana col direttore generale Giovanni Carretta, secondo il quale il fenomeno delle aggressioni rimane preoccupante nonostante le misure di prevenzione prese a più livelli e i sistemi di allarme fino alla formazione specifica. Un messaggio di vicinanza al medico è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani, che condanna l'accaduto e chiede rispetto per il personale sanitario. Dopo gli scontri tra tifosi durante la partita di Coppa Italia di Ferragosto tra Udinese e Padova, pugno di ferro del questore di Padova che ha emesso dei DASPO differiti per altri 11 ultras biancoscudati. Ci aggiorna in diretta, già la vedete, la nostra Valentina Visentin con Cristian Roque Alende per la parte tecnica. Buongiorno Valentina da Padova. Sì, buongiorno. Si tratta di misure di prevenzione alla luce appunto dei fatti di violenza che si sono registrati il 15 agosto ad Udine prima della partita di Coppa Italia tra Udinese e Padova, dove appunto una quindicina di tifosi dell'Udinese sono stati aggrediti da una sessantina di ultras biancoscudati. Nel corso appunto degli scontri l'intervento della Digos aveva permesso di identificare 10 ultras padovani violenti che sono già stati colpiti da provvedimenti di DASPO. Da qui sono appunto poi partite le indagini per emettere dei provvedimenti di cosiddetti DASPO differiti, DASPO fuori contesto ad altri 11 ultras biancoscudati che, anche se non avevano partecipato alle violenze ad Udine, sono comunque ultras con numerosi precedenti per violenze e anche porto abusivo di armi, come nel caso appunto di due minorenni, un sedicenne e un 17enne, che hanno un DASPO di 3 anni e sono anche denunciati per porto d'armi perché erano entrati allo stadio con dei coltelli. Questi 11 DASPO differiti sono dei provvedimenti appunto che consentono al questore di allontanare dagli stadi tifosi violenti e quindi prevenire così altri episodi di violenza, visto che il campionato ormai è alle porte. E d'altro canto però ovviamente proseguono le indagini sia della Digos di Padova che di quella di Udine per identificare tutti i violenti che hanno preso parte all'aggressione dei tifosi dell'Udinese avvenuta il 15 agosto scorso appunto durante la partita di Coppa Italia. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin con Cristian Roque Alende. Rimaniamo nel Padovano per la tragedia che si è consumata a Este, dove un anziano è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto appena parcheggiata. Schiacciato dalla propria auto dopo aver chiuso il garage, un uomo di 88 anni di Este è morto per le gravi ferite riportate. La tragedia nel cortile della sua abitazione in via Taddeo d'Este. La vittima è Luigi Guarniero. Era uscito di casa e aveva fermato l'auto nella rampa del garage ed era sceso. L'auto però è scivolata all'indietro, forse a causa del freno a mano inserito male o non inserito, e così è stato schiacciato contro il basculante. Una vicina di casa, sentendo le urla, ha dato l'allarme.
Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Este che hanno prestato i primi soccorsi, ma per l'88enne non c'era già più nulla da fare e i medici del 118 hanno constatato il decesso. I militari hanno eseguito i rilievi nella zona dell'incidente, la salma dell'anziano è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Veniamo alla tragedia che si è consumata invece a Ottava Presa, frazione di Caorle, dove è morto un noto pescatore di 58 anni. A esplodere all'interno della sua abitazione una bombola da sub. Quando sono arrivati i primi soccorritori era già troppo tardi, lo hanno trovato con il volto dilaniato a causa dell'esplosione potentissima di una bombola di gas all'interno del garage della sua abitazione in via Ottava Presa a Caorle. Una drammatica e tragica sfortunata coincidenza, un incidente era dietro l'angolo nel suo destino. Così ha perso la vita drammaticamente Giovanni Gusso, per tutti i residenti della zona semplicemente Nani, 58 anni, ex pescatore molto conosciuto nella località balneare del litorale veneto. Non c'era per lui già purtroppo nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, Gusso stava armeggiando nel suo garage con una bombola del gas che è esplosa all'improvviso senza dargli scampo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti dalla chiamata i soccorritori del SUAM 118 di Caorle, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Sconvolta la moglie Serena, i familiari e i tanti amici che ne hanno ricordato ed elogiato la grande professionalità e bontà d'animo. Giovanni aveva praticato vari tipi di pesca, era appassionato di immersioni ed era molto esperto. Ci sono ancora tanti dettagli da chiarire sulla dinamica dell'incidente in fase di accertamento. Il ricordo di Gianni Stival, presidente della Cooperativa Nazionale Pescatori. Ero un caro amico, un ex pescatore. Purtroppo la vita ti riserva momenti di disgrazia e di sfortuna come è successo a lui. Ha fatto più attività di pesca, più di una tipologia, ha fatto il pescatore a strascico e anche il pescatore a vongole. Purtroppo è stato sfortunato, una vera disgrazia per Caorle. Tutta Caorle si è stretta in queste ore alla famiglia, con molte testimonianze di affetto e stima che continuano ad arrivare senza sosta. Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Giovanni Gusso. Vi do questa notizia che arriva dal Trevigiano, da Maserata, dove è stato un sabato mattina davvero movimentato in via Busnello. Siamo a Varago di Maserata, erano da poco passate le 7:30, così riporta anche Treviso Today, quando il personale del SUEM 118 ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un quarantenne del posto che alle prime luci dell'alba era entrata in travaglio. La donna, non riuscendo a raggiungere l'ospedale in tempo, ha chiesto l'aiuto del personale sanitario. La sua bimba aveva fretta di nascere, guidata al telefono dagli operatori del SUEM e successivamente dall'arrivo dell'ambulanza, la neomamma ha dato alla luce la piccola in casa. Adesso entrambe stanno bene, sono state portate al Cafoncello di Treviso. Non possiamo non ritornare sul fatto della settimana, sulla morte, sul femminicidio di Tania Terrin a Camponogara nel Veneziano. Ieri c'è stata l'autopsia che ha confermato il soffocamento. Restano dei punti, ancora numerosi punti da chiarire. Saranno svolti ulteriori test, soprattutto sui bicchieri, sul DNA, perché la donna potrebbe essere stata narcotizzata. Un primo accertamento strumentale eseguito sul corpo di Tania Terrin confermerebbe la morte avvenuta per soffocamento, ma solo l'esito dell'autopsia eseguita dal professor Claudio Terranova dell'Università di Padova, con presente il perito di parte, potrà confermarlo definitivamente. Saranno però anche altri elementi a completare il quadro delle ultime ore di vita della 39enne morta la notte di Ferragosto. In primis l'esito dell'analisi eseguita da RIS di Parma sui calici trovati nella casa di Camponogara,
Nogara per capire se l'ex fidanzato di Nocheber possa averle somministrato qualche sostanza. E poi i tabulati telefonici dai cellulari di entrambi sequestrati dagli investigatori, oltre all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che chiariranno come e se Cheber, su cui sarebbe stato disposto un esame autoptico, sia entrato nell'abitazione della donna e in che orari. Intanto l'avvocato dei genitori di Tania, Marinella Forner e Giancarlo Terrin, analizzerà la documentazione degli ultimi mesi. Avevo intenzione innanzitutto di verificare tutta la documentazione che peraltro la mamma mi dice, anche con riferimento alla querela che era stata fatta, e quindi tutta la documentazione ufficiale e cartacea che riguarda questo caso. Il problema è che da quello che mi ha riferito la signora, la documentazione è dentro alla casa di Tania, e quindi adesso che è sotto sequestro, e quindi dovrò fare un'istanza al magistrato per poter acquisire copie, oppure farò istanza di aver copia del fascicolo che era stato aperto all'epoca a seguito della querela. C'è questo aspetto che volevo vedere dell'ammonimento che sarebbe stato fatto dal questore invece da giugno, e anche questo mi incuriosiva capire se era riferito ad altri episodi o se invece era sempre un seguito, perché mi suona un po' strano l'ammonimento del questore. Potrebbe essere riferito invece a segnalazioni che erano state fatte in passato, magari nei mesi precedenti, e poi dal punto di vista amministrativo era stato fatto un procedimento che era giunto a conclusione successivamente alla presentazione della querela. E mentre si lavora per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, in molti si interrogano su cosa si debba fare per impedire che altre donne vengano uccise per mano dei loro partner. E per lanciare un ulteriore messaggio, in centinaia hanno preso parte al momento di rumore organizzato a Campo Nogara dall'amministrazione comunale in onore di Tania. Bisogna farsi sentire, perché dal mio punto di vista lo Stato non ci difende. È una cosa molto triste, insomma, non è giusto così. Dopo 7-8 volte che non dovrebbe succedere queste cose, sì. Sono arrabbiata anch'io, sì. La mia è una testimonianza di solidarietà per tutte le ragazze, per tutte le donne. Presenti anche rappresentanti di varie associazioni come Chiara Boscaro, presidente di Riviera Donna. Quello che possiamo fare noi, siamo una piccola associazione nel territorio, è quello di invitare le donne a denunciare, di fare affidamento ai centri antiviolenza o semplicemente 1522, chiamare il numero. Torniamo anche sul caso della 14enne trevigiana trovata in stato confusionale, seminuda ad una verde di Caorle. È stato attivato dalla procura il codice rosso. Chiediamo chiarezza, la nostra deve rimanere una località tranquilla, afferma la consigliera regionale Rosanna Conte. Il riservo resta massimo, con gli inquirenti che si stanno muovendo con tutta la delicatezza del caso. Quello che è certo è che la Procura di Pordenone, competente per territorio, ha attivato la procedura per codice rosso, la corsia preferenziale dedicata ai reati di violenza di genere. L'inchiesta punta infatti a chiarire se la 14enne, trovata seminuda in stato confusionale nella notte tra martedì e mercoledì su una panchina ad una verde, abbia subito degli abusi di natura sessuale o se fosse questo l'intento di chi l'ha avvicinata. Lei, adolescente trevigiana in vacanza con i genitori, avrebbe riferito di una sorta di blackout, pensieri ottenebrati, anzi annullati per oltre un'ora. Mi hanno drogata, la frase detta nel momento in cui è stata soccorsa. Procede la polizia locale di Caorle, che da un lato continua a scandagliare le telecamere di sicurezza della zona, dall'altro sta sentendo possibili testimoni e persone informate sui fatti. Finora nessuna misura cautelare è stata adottata, anche se ci sarebbero dei sospetti e dei sospettati, con la comunità intera che si interroga. Sono vicina alla famiglia di questa ragazza per le sofferenze che sta passando e sono sicura che le autorità faranno luce quanto prima su questa vicenda. Questa notizia ha turbato moltissimo la nostra comunità. Caorle è apprezzata da sempre per le spiagge e la sua meravigliosa accoglienza. Per questo vogliamo sia fatta luce piena su questa vicenda che non ci rappresenta affatto.
Viaggio di maturità da incubo per un gruppo di 5 giovani trevigiani a Nizza in Francia. Il vicino di camera voleva introdursi nel loro appartamento tentando di sfondare la porta. La loro testimonianza drammatica ai nostri microfoni. Verso le 11:30, mentre eravamo tutte tranquille nel nostro appartamento, io e una mia amica cominciamo a sentire un rumore strano al di fuori del nostro appartamento. Abbiamo sentito come se fosse un pugno nella porta, qualcuno che cercasse in qualche modo di entrare. È iniziato così l'incubo per 5 ragazze trevigiane in viaggio di maturità a Nizza. Quello che doveva essere uno dei momenti più felici e spensierati della loro vita si è trasformato ben presto in un incubo, quando secondo la ricostruzione della 19enne Beatrice, un uomo, un 30enne ben piazzato, ha iniziato a bussare alla porta della loro camera in maniera sempre più insistente, con il chiaro intento di abbatterla per arrivare a loro. Prese dalla paura, dall'ansia, da un mix di emozioni, sapevamo che alla fine non saremmo riuscite a reagire in nessun modo. Prontamente le giovani hanno allertato le forze dell'ordine, però con scarsi risultati. Quante ore sono passate prima che arrivassero i soccorsi e nel frattempo quest'uomo continuava a battere sulla porta? 4 ore. 4 ore sono passate, dove abbiamo chiamato chiunque, abbiamo chiamato l'ambasciata italiana e francese, il consolato, il 115 contro la violenza sulle donne, il 17, i pompieri, i vigili, tutti, e nessuno ci ha risposto, perché credevano fosse uno scherzo da parte nostra. 4 ore di panico, barricate in camera, con la paura che riuscisse ad entrare da un momento all'altro, tanto batteva forte la porta. L'uomo, inquilino dell'appartamento di fronte, le accusava senza alcun motivo di aver manomesso l'ascensore del condominio. Per Beatrice e le sue amiche questa però era solo una scusa. Da giorni avevano notato che le spiava. Ci ha lasciato un bigliettino che è stato appiccicato sulla porta, così da occultare lo spioncino senza che noi riuscissimo a vedere esternamente. Eravamo presi dal panico, dall'angoscia, insomma 5 ragazzi di 19 anni per un viaggio maturità, quindi il momento anche più bello della nostra adolescenza. Ritrovarsi in una situazione del genere è stato veramente angosciante. Io quella sera pensavo di non tornare più a casa. Fortunatamente, anche se con 4 ore di ritardo, la polizia francese è arrivata sul posto e le ha scortate in aeroporto. Beatrice e le sue amiche non volevano più rimanere in quella città un secondo in più. Tanta paura. La sensazione di quella sera non tornare più a casa. Questo era il primo pensiero che balenava sulla testa di tutte noi, perché non pensi mai che possa capitare a te. Cioè, era veramente una situazione difficile, perché non sapevamo come reagire, e se fosse effettivamente entrato eravamo, sì, non dico spacciate, però... Sono diventate un caso le immagini di quell'influencer che ha lanciato vernice rossa contro dei presunti borseggiatori a Venezia, con conseguente lancio di sedie e tavolini. Una ferma condanna arriva dall'assessore comunale alla sicurezza Zaccariotto. Stop stealing money from tourists! Get a real job! Rat. Big fucker! Rat bucket! Come on, rat! Run, rat! Run, rat! Run, rat! Rat. Stop stealing money from tourists! Get a real job! Il video divenuto virale, pubblicato dall'influencer che cosparge di vernice rossa spray i presunti borseggiatori in giro per Venezia, non è stato gradito dall'assessore alla sicurezza Zaccariotto, secondo cui agire con queste modalità, lanciando una vernice probabilmente mescolata a una sostanza urticante, non solo ha scatenato la reazione dei borseggiatori in questione, che si voltavano e davano inizio a una rissa, ma non porta ad alcun beneficio. Io credo che la sicurezza non si possa costruire attraverso i social, ma vada costruita quotidianamente attraverso le istituzioni, le forze dell'ordine e la polizia locali, che sono figure competenti, con ruoli, con professionalità e con strumenti tali per cui ogni giorno possono, sia preventivamente che attraverso delle strategie vere, arrivare a lavorare sul grande tema della sicurezza. La sicurezza è un tema che sta a cuore assolutamente tutti, verso il quale stiamo alacremente lavorando
coordinati assieme al prefetto e a tutte le forze dell'ordine, e quindi io credo che Venezia non meriti assolutamente essere danneggiata attraverso delle immagini che non rendono quello che è il grande lavoro che noi stiamo preventivamente e strategicamente facendo ogni giorno con la città. So what we found here? So these grey electrical boxes you see here in Venice, they're stolen wallet. The pickpocketing the thieves. Should we have it to the police? The ID. Garantire la sicurezza non spetta né agli influencer, evidenzia Zaccariotto, né ai privati cittadini, la cui collaborazione è importante, dice, purché entro i limiti. Il contributo di tutti i cittadini serve assolutamente, perché attraverso le segnalazioni che vengono fatte possiamo avere un controllo costante sul nostro territorio e far intervenire miratamente su quello che è il problema. Merita ricordare che tutti i borseggiatori sono stati individuati e che oggi attendiamo di avere degli strumenti che solo la norma ci può dare per poter far sì che queste persone oggi conosciute e denunciate possano non rimanere impunite. Pockets! Pickpockets! This one? Yes! This one? Yeah! Yeah! Pickpocket! 1, 2, 3 pickpockets! Yes! Hey! Hey! I got! Don't! Hey, get out! Insomma, c'è davvero poco da ridere. Vi do questo aggiornamento che arriva da Pordenone, lo possiamo vedere dal Gazzettino.it, grazie ad Alberto Pivetta e Andrea Basso dalla regia. Mister scatta di nascosto foto ai giocatori minorenni negli spogliatoi, arrestato, aveva migliaia di video pedopornografici sul suo telefonino. A proposito di Pordenone, uno dei fatti della settimana è la morte in carcere di un 19enne detenuto. Era andato a fuoco il suo materasso, il ragazzo è morto intossicato. Ebbene, ci sono 5 agenti della polizia penitenziaria iscritti nel registro degli indagati. Dopo l'apertura dell'indagine e l'iscrizione nel registro degli indagati di 5 agenti di polizia penitenziaria per l'ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo omissivo per la morte del detenuto egiziano di 19 anni, un atto dovuto, precisa il procuratore Pietro Montrone, per consentire al personale di turno di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia, si attende il conferimento da parte del pubblico ministero Enrico Pezzi dell'incarico al medico legale che dovrà chiarire le cause esatte del decesso. Il giovane aveva inalato i fumi tossici sprigionati dal materasso a cui aveva dato fuoco. L'esame slitta in ogni caso ai primi giorni della prossima settimana. Il giovane, in stato di forte agitazione, aveva appiccato il fuoco in cella usando la bomboletta del fornelletto a gas per poi barricarsi in bagno. Dalle relazioni di vigili del fuoco e agenti, unitamente ai filmati di videosorveglianza, gli inquirenti stanno ricostruendo ogni fase dei soccorsi. Sotto la lente dei magistrati anche l'idoneità dei materiali della stanza e la tempestività dell'intervento per escludere qualsiasi omissione. Karam, già noto per episodi analoghi nei CPR, manifestava da giorni forti segni di sofferenza ed era stato portato al pronto soccorso prima del rogo. Gli accertamenti tecnici della magistratura dovranno ora stabilire se ci sono state responsabilità concrete nella catena dei soccorsi. L'iscrizione degli agenti ha sollevato la pronta reazione delle sigle sindacali. Sul caso è intervenuto anche il segretario nazionale Friuli Venezia Giulia del SAPPE, Giovanni Altomare. I colleghi adesso si ritrovano a mettersi, diciamo, a un avvocato, un difensore. L'avviso di garanzia non è, insomma, una buona cosa per gli agenti che sono tenuti a operare, insomma, e cercano di fare il loro meglio. Siamo rimasti un po' basiti rispetto, insomma, a questa indagine, anche perché questo è anche oggetto di demotivazione per il personale che si è approntato a cercare, insomma, di salvare anche vite. Però ovviamente la questione faccia il suo corso e abbiamo fiducia nella magistratura. Rimaniamo in Friuli Venezia Giulia. Inseguimento transfrontaliero della polizia slovena che, passato il confine di Lazzareto, ha inseguito un passeur ucraino sino in via Flavia Trieste, fermandolo con 4 migranti a bordo.
L'ultimo inseguimento transfrontaliero di Passer da parte della polizia slovena aveva rischiato di trasformarsi in tragedia con sorpassi folli nella periferia est di Trieste e incidente finale, fortunatamente non grave, in via Brigata Casale. Stavolta un episodio analogo, verificatosi nella serata di ieri, si è concluso alle 21:30 in via Flavia, poco distante il cimitero di Sant'Anna. Al volante di una BMW X1 con targa italiana, un conducente ucraino che, dopo aver bruciato il controllo di una pattuglia sull'autostrada slovena all'altezza di Postumia, si è diretto a tutta velocità in direzione Capodistria e dunque è scattato l'inseguimento dei poliziotti d'oltreconfine sino all'uscita di Villa De Cani. Dunque la folle corsa si è spostata fra le strade di paese verso Ancarano per poi attraversare il confine ed entrare in Italia, con immediata allerta anche alla questura di Trieste, che ha mandato altre pattuglie in supporto. Dopo l'ulteriore percorso lungo la zona industriale, la marcia del trafficante di esseri umani si è esaurita in via Flavia. Il Passer e i 4 migranti turchi a bordo, madre con 3 figli, sono stati presi in carico dalle autorità italiane. Vi do un altro aggiornamento di cronaca. Da Padova, pusher arrestato in stazione mentre vende cocaina a una cliente trevigiana. Il blitz è scattato il 20 agosto nei pressi della stazione di Padova. Nei guai è finito un 31enne nigeriano con regolare permesso di soggiorno. La cliente, una 49enne trevigiana, si sarebbe rifornita dal pusher per parecchio tempo. Ho ancora molto di cui raccontarvi. Andremo a Belluno per un vero e proprio caso diplomatico che si è innescato dopo un articolo di stampa tedesco, oggetto le gelaterie italiane. Ci collegheremo con la nostra Tiziana Bolognani e ancora la cronaca dal territorio. E poi in studio avrò ospite il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, per parlare di questa estate che sta forse finendo, un'estate molto anomala da diversi punti di vista. Un minuto di pubblicità e rientriamo. Di nuovo in diretta prosegue il racconto di questo sabato a nord-est, segnato, come vi dicevo in apertura, dall'esodo e dal controesodo soprattutto. È una giornata sorvegliata speciale da parte delle forze dell'ordine, che è iniziata però nel peggiore dei modi, con un grave incidente all'alba sulla 4 nel tratto tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro, nel territorio comunale di Pocegna. Coinvolti un autocarro e una macchina, il sinistro al vaglio della polizia stradale giunta sul posto. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo leggero che viaggiava sulla corsia di marcia avrebbe tamponato l'autocarro che lo precedeva. A seguito dello scontro, quest'ultimo mezzo ha colpito la barriera di sicurezza centrale che divide le due carreggiate, ribaltandosi poi sul lato del conducente, che poi è deceduto. La vittima è Alessandro Pizzato, di 52 anni, di Dolo. La nostra Ilaria Marchiori si è messa in contatto pochi minuti fa con il sindaco di Dolo. Chiaramente torneremo su questa tragedia nel corso delle prossime edizioni. Do il benvenuto intanto al sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Buongiorno sindaco, grazie per essere qui. Grazie a voi. Ecco, stavamo parlando di una giornata difficile sul fronte degli spostamenti, soprattutto dalle località di mare. Qual è la sua percezione, qual è lo stato dell'arte, soprattutto lungo la Romea? Romea, come sappiamo, è un po' il nostro tallone d'Achille, soprattutto per le località sud del Veneto, in quanto per mole di traffico, per pericolosità, chi raggiunge Rosolina, il Delta del Po, ma anche i lidi di Sottomarina, di Chioggia, purtroppo spesso e volentieri si registrano incidenti, si registrano rallentamenti. Ci sono anche dei cantieri che ANAS sta facendo per mettere in sicurezza, per migliorare, ma sicuramente stiamo chiedendo a gran voce a tutti noi sindaci della Costa Veneta, tra l'altro, degli interventi strutturali e degli interventi anche che evitino questi bollettini di guerra che purtroppo li registriamo quotidianamente. Diciamo che la Romea è una delle osservate speciali in questi giorni. Oggi non potrebbe essere altrimenti. Un'osservata speciale anche perché è il corridoio più comodo praticamente, soprattutto per la clientela tedesca che raggiunge le nostre località, ma che si spinge anche fino nella costa romagnola.
e di conseguenza per assecondare anche una richiesta di clientela turistica europea dobbiamo assolutamente intervenire dal punto di vista strutturale e logistico e speriamo, insomma, ci sono delle azioni che il governo sta portando avanti insieme a Regione Veneto e che i tempi siano però celeri, perché purtroppo la Romea da anni attraversa dei centri abitati, non è un'autostrada, è una strada comunale che si trasforma in nazionale, perciò deve subire il traffico pesante purtroppo dei camion, deve subire il traffico cittadino dei paesi che lei va a tagliare e in più nel periodo estivo soprattutto il traffico turistico. Ecco, sono delle scelte importanti che spero sui tavoli regionali e nazionali vengano prese anche in maniera molto veloce. Quindi è un nodo che andrebbe sciolto questo della Romea, perché sciolto. Diciamo è una vexata questione, però staremo a vedere. Intanto, a proposito di Germania e di tedeschi, l'aggiorno su un fronte che si è aperto nel bellunese, perché un servizio, un reportage della stampa tedesca ha messo nel mirino le gelaterie italiane che come sapete sono gestite per lo più da bellunesi, da zoldani, molti immigranti provenienti dalla Valle di Zoldo. È un quadro sconfortante, una fotografia impietosa, quella scattata dai media tedeschi, ma che non piace soprattutto al sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrini. Insomma, un vero e proprio caso diplomatico. Io sono letteralmente basito anche perché sono figlio di quella storia, io sono figlio di gelatieri in Germania, quindi penso titolato a poter dire che siamo di fronte a un attacco che probabilmente muove anche un po' le sue basi da quanto l'Italia ha fatto in questi ultimi anni rispetto all'abuso della cittadinanza italiana, no? Ci ricordiamo tutti il decreto Tajani, quindi questo sicuramente incide. È una storia che parte dal bellunese e arriva fino al Brasile, passando per le gelaterie tedesche. La Süddeutsche Zeitung racconta il mondo delle gelaterie italiane in Germania attraverso le testimonianze di lavoratori brasiliani, molti dei quali discendenti degli emigrati italiani e oggi cittadini italiani. In Germania siamo trattati come schiavi, raccontano al quotidiano, stigmatizzando turni fino a 12 ore al giorno, stagioni da marzo a ottobre, un solo giorno libero alla settimana. Ma per Camillo De Pellegrini, sindaco di Val di Zoldo, questa rappresentazione è inaccettabile. Sono molto dispiaciuto perché in realtà conosco persone che lavorano oriundi, quindi insomma cittadini brasiliani con la doppia cittadinanza, quindi anche quella italiana, che naturalmente vengono in Germania, che hanno una collaborazione da anni con le nostre realtà lavorative e quindi diciamo che mi sorprende, mi delude molto l'atteggiamento che ha questo giornale tedesco. De Pellegrini da anni porta avanti la battaglia sulla cittadinanza perché Val di Zoldo è stato infatti uno dei comuni più esposti alla valanga di richieste di cittadinanza iure sanguinis, arrivate soprattutto dal Brasile. Ed è proprio qui che l'inchiesta tedesca riporta la storia al suo punto di partenza, perché molti dei lavoratori brasiliani raccontati dalla Süddeutsche Zeitung hanno un passaporto italiano. Sono i discendenti degli italiani immigrati in Brasile tra 800 e 900. A Urussanga, nel sud del paese, secondo il reportage, migliaia di persone partono ogni anno per la stagione nelle gelaterie tedesche. A colpire De Pellegrini la foto a corredo del reportage che mostra una lavoratrice con la divisa da carcerata, lettura che il sindaco di Val di Zoldo respinge con forza. Siamo andati un po' oltre e credo che anche altri debbano agire per dimostrare a voce molto ferma il disappunto e insomma la gravità di questa azione da parte della Süddeutsche Zeitung. De Pellegrini si è subito messo in contatto con il sindaco di Longarone Roberto Padrini e con il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar De Bona, perché nel reportage emerge con forza una storia di emigrazione profondamente bellunese, il Vajont, il legame fra Longarone e Urussanga e la tradizione del gelato della Val di Zoldo. Sono argomenti che non si può non trattare con la dovuta sensibilità e tenerli come un piccolo tesoro umano, no? Poi però appunto c'è tutta l'altra storia, tutto quello che è successo dopo, bisogna saper sempre distinguere e non buttare mai via il bambino con l'acqua sporca, però qui mi pare che c'è più acqua sporca che bambino, insomma, da quello che vedo.
Insomma, la Süddeutsche Zeitung ci va giù pesantissima, è uno dei principali giornali tedeschi e questo viene letto come un attacco non soltanto da parte del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrina, ma anche da parte del sindaco di Longarone, altra terra di gelato, Roberto Padrin che è stato intercettato questa mattina dalla nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi per la parte tecnica. Eh sì, nel servizio allora il riepilogo di questo fatto che è increscioso, che mette in evidenza certamente l'attacco dalle colonne della Süddeutsche Zeitung, che sappiamo essere un giornale di centrosinistra. In questo momento la Germania è in campagna, il centrosinistra in Germania è in campagna elettorale. La questione dei migranti con le iniziative che sono state intraprese con il rinvio dei migranti in Italia certamente è una questione. L'altra questione invece è quella che giustamente sottolinea il sindaco di Val di Zoldo, quella relativa alla cittadinanza italiana agli oriundi per iure sanguinis. Assieme a noi il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Longarone che è gemellato con Urussanga, ma da Longarone sono partiti al tempo moltissimi longaronesi, moltissimi suoi concittadini proprio per far fortuna in Germania con le gelaterie, e sono una rappresentanza decisamente forte. Lei come ha preso questo articolo? Ma sicuramente con profonda, devo dire anche tristezza, perché mi pare che paragonare con quella immagine veramente che fa riportare indietro ai tempi della seconda guerra mondiale penso che sia qualcosa di, oserei dire, quasi vergognoso. Dispiace soprattutto perché in questi anni si è creato sempre un rapporto molto secondo me positivo tra la Germania, perché i nostri gelatieri hanno fatto le loro fortune, ma anche quello della Germania, del popolo tedesco, portando un prodotto che è un simbolo del Made in Italy, ma è soprattutto apprezzato dai tedeschi. Quindi vederci trattati così sicuramente fa male e dispiace molto. Abbiamo visto oggi che ci sono state le prese di posizione durissime di Unitais. Ieri Camillo De Pellegrin ha contattato anche il presidente dell'associazione Bellunesi nel mondo. Insomma, si vuole fare massa critica e non soltanto in provincia di Belluno, perché l'auspicio è che questa protesta si levi alta anche a livello nazionale. Peraltro nel reportage si parla approfonditamente di Urussanga, che è gemellata da anni con Longarone. Ci sono a tal proposito anche delle iniziative in programma proprio nel prossimo mese di ottobre, così Sindaco? Sì, infatti il 9 ottobre proprio celebreremo i 35 anni del gemellaggio. Arriverà una delegazione di una quarantina di persone guidate dal Sindaco proprio di Urussanga per rinnovare questo gemellaggio che ha origine da quando appunto questa città dello stato di Santa Caterina fu fondata proprio da cittadini longaronesi. Quindi è chiaro che vederci poi trattati così fa male, soprattutto perché sono convinto che i brasiliani hanno portato e hanno contribuito a valorizzare le gelaterie in Germania, e soprattutto si è creato un grandissimo rapporto di umanità tra i proprietari e i titolari delle varie gelaterie e i loro dipendenti. Quindi è vero, può starci qualche caso isolato, questo è indubitabile, però generalmente penso che sia svilente mettere così in brutta luce il lavoro di sacrificio dei nostri gelatieri che, ripeto, hanno portato fortuna non solo a loro ma a tutto il popolo tedesco. Peraltro ricordiamo, Longarone è anche la sede storica della mostra internazionale del gelato. Adesso con il nuovo corso di Ente Fiera di Longarone sono attese anche delle novità per questa, che è una fiera certamente unica nel suo genere, perché si fonda proprio sulla specificità del gelato artigianale. Sì, adesso nel mese di settembre l'amministratore unico ci presenterà il piano industriale di rilancio della fiera, e all'interno di questo sarà sicuramente inserita la mostra internazionale del gelato, che in questi ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, ha subito sicuramente delle difficoltà. Questo è innegabile, quindi noi ci auguriamo che questo mondo, che ha fatto sempre riferimento alla Germania come
come devo dire punto focale dove poter anche portare proprio gelatieri non solo italiani in Germania, ma di tutti gli altri paesi che hanno aperto gelaterie lì e che soprattutto non sono quelli, diciamo così, delle varie generazioni, perché molti gelatieri italiani hanno dovuto cedere anche a brasiliani, turchi e di altri paesi, quindi Longarone è sempre stato un punto di riferimento anche per questi gelatieri. Insomma, apriti cielo, è un tasto delicato quello dei gelatieri e delle gelaterie in provincia di Belluno, non soltanto in provincia di Belluno. Sindaco Grossato, come valuta questo scontro diplomatico tra Montagna Bellunese e Germania dal suo osservatorio polesano, lei da sindaco di Rosolina? È un peccato perché l'enogastronomia italiana ha fatto scuola a livello mondiale. Confermo, noi come Rosolina siamo gemellati con Mosbach, una cittadina tra Stoccarda e Francoforte. Su 4 gelaterie presenti nel centro abitato di Mosbach, 2 sono gestite da 2 famiglie trevigiane e fanno il gelato più buono, perciò se dobbiamo spezzare una lancia a favore dei nostri gelatai la spezzo molto volentieri, perché l'italiano dai fornelli alle macchine del gelato al tiramisù, insomma, è un'eccellenza e di conseguenza questa va anche conservata e preservata. Dispiace insomma che gli amici tedeschi si siano schierati in maniera così anche poco elegante, ma assolutamente difendiamo il gelato italiano nel mondo. Quindi possiamo parlare di un attacco un po' scomposto, poi chiaramente si tratta di un'inchiesta giornalistica che offre un punto di vista, però insomma poi alla fine dietro c'è il lavoro di tante persone, c'è la storia di tante famiglie, di tante comunità. Assolutamente, c'è una tradizione e c'è anche un indotto importante, perché indubbiamente gli imprenditori che hanno investito facendo il gelato, ma non solo in Germania, basti in qualsiasi parte d'Europa troviamo gelaterie italiane, e danno anche lavoro a gente del posto, investono con macchinari anche costosi per aprire una gelateria. Di conseguenza è veramente una nota stonata, insomma, che gli amici tedeschi hanno fatto, forse magari dal sapore un po' politico, speriamo di no, ma ribadisco, il gelato italiano insomma è sempre il migliore. Sindaco Grossato, approfitto della sua presenza qui oggi in una giornata fatta di partenze, di ritorni e di traffico quindi sulle strade, per fare un po' il punto della stagione estiva di questa estate 2026, che non è ancora finita, sia ben chiaro, ma come è andata e come procede nella sua Rosolina? Oggi ad esempio, che è sabato, giornata di cambio, non è una giornata di partenze ma è una giornata di grossi arrivi, perché sia i villaggi turistici sia le agenzie che fanno l'affitto turistico oggi sono a pieno lavoro e registriamo anche questa settimana il sold out sia a Rosolina Mare che ad Albarella. Quindi anche per la prossima settimana sold out? Assolutamente, assolutamente, abbiamo dei numeri belli, incoraggianti. Quest'anno tra l'altro sull'onda anche di un'azione di destagionalizzazione che stiamo facendo, magari non usiamo questo termine, usiamo turismo tutto l'anno come ci consiglia il vicepresidente Luca Spavanetto, e abbiamo registrato aprile e maggio praticamente dei numeri doppi rispetto al 2025. Numeri quest'anno che si stanno consolidando, abbiamo dei dati anche con dei segni positivi sui villaggi turistici e sull'isola di Albarella. Significa insomma che l'industria turistica del Veneto, che muove 74 milioni di presenze, è un'industria vitale che sta seminando anche dei numeri incoraggianti. Delta del Po tra l'altro sta lavorando di squadra, perché oltre a che offrire l'ombrellone lettino come facciamo noi su Rosolina Mare ad Albarella, stiamo cercando di offrire anche delle opportunità in periodi non di balneazione, ad esempio con il bike turismo, con il beer watching, con un turismo esperienziale, perché lo dico sempre, il Delta del Po è bello con la nebbia, è bello d'autunno col foliage, è bello fare un giro con una barca in mezzo ai vari rami del Po, sperando che non sia in secca, visto che quest'anno abbiamo tra l'altro registrato spesso e volentieri un'emergenza idrica dovuta alla siccità.
Stiamo promuovendo la visitazione dei nostri territori tutto l'anno e i numeri ci stanno dando conforto. Quindi l'inizio della stagione è andato particolarmente bene. Intanto ringrazio dalla regia Alberto Pivetta e Andrea Basso che stanno mandando queste belle immagini che raccontano non solo della spiaggia di Rosolina Mare, ma tutto il territorio del delta, quindi non siamo di fronte alla classica spiaggia, questo vi consente per l'appunto di destagionalizzare. Assolutamente, noi ci siamo collocati in un segmento di Family Destination per quanto riguarda Rosolina Mare, è una vacanza insomma, di chi principalmente ama la natura, ama i relax, visto che abbiamo 200 ettari di pineta rigogliosa che uno la può vivere in qualsiasi parte della giornata, e Albarella che si è collocata insomma, come con la vacanza un po' più esclusiva, all'insegna dello sport. Sono due prodotti che in questo momento stanno raccogliendo consenso e stanno anche consolidando un turismo di vicinato, perché registriamo sempre di più il ritorno delle famiglie, registriamo che i figli che hanno fatto la vacanza quando erano giovincelli adesso arrivano con la loro nuova famiglia, con i bambini. Perciò ecco, c'è un passaggio di testimone che sicuramente per i nostri operatori che pianificano di anno in anno la vacanza, l'offerta turistica, sono dei numeri e anche questo passaggio di testimone importante, perché certo, ti parti con un consolidato interessante. Poi sappiamo quanto sia importante il fattore fidelizzazione per gli operatori della Costa Veneta più in generale. Assolutamente, come Costa Veneta noi facciamo azioni importantissime di pubblicità, stiamo anche cercando dei nuovi filoni, tutti insieme, perché è una strategia che facciamo da Bibbione a Porto Tolle. L'associazione Costa Veneta credo che sia uno degli esempi più virtuosi messi in campo da noi amministratori, perché c'è una sorta di mutuo soccorso, ma c'è una strategia importantissima, non individualistica, che ci permette comunque di camminare insieme e di offrirsi, affacciarsi al grande pubblico con un'esposizione particolare. E l'aria aperta, la natura, la salute, la cosiddetta blue economy sono i temi che sempre di più stiamo insieme agli altri colleghi di tutte le spiagge venete stiamo accarezzando e stiamo portando avanti. E spesso nei nostri telegiornali parliamo di questa conferenza dei sindaci del litorale veneto, che è presieduta dalla sua collega di Cavallino Treporti, Roberta Anesto. Lei sì, Grossato è vice, se non sbaglio, esatto, della conferenza. Quindi voi state portando avanti delle battaglie comuni. Stiamo portando avanti quella principale? La battaglia comune, quella principale, che viene portata avanti sì dalla Costa Veneta, ma da un secondo network che è nato poi Made in Veneto, ma ha coinvolto i 20 comuni d'Italia che superano il 1 milione di presenze turistiche, che si chiama G20S. Abbiamo fatto un progetto di legge che è stato incardinato tra l'altro nei mesi scorsi, grazie anche all'impegno dell'onorevole Andreuzza, Caramanna. Abbiamo avuto in maniera trasversale tutti questi 20 località d'Italia che hanno tutte le stesse necessità, ma hanno anche tutte le stesse problematiche. Pensate tipo Rosolina, un comune di 6.300 abitanti, che in questo momento, se andiamo a contare la presenza turistica con Rosolina Mare, Albarella e ovviamente i residenti stabili, saremo a 48.000 persone. Quindi la vostra battaglia è quella di vedervi riconosciuto uno status giuridico diverso? Esattamente, uno status particolare di città, le cosiddette città fisarmonica. Il collega Maurizio di Bibbona è un comune in Toscana che conta 2.000 abitanti, ma anche lui in questo momento, facendo la conta delle persone presenti quest'oggi, arriverà a 70.000 persone. Perciò noi non chiediamo soldi, perché fortunatamente i bilanci dei nostri comuni sono in ordine, hanno anche la possibilità di avere un gettito di IMU, anche se con il prelevamento del Fondo Nazionale di Solidarietà
spesso e volentieri i nostri comuni insomma, vengono anche un po' penalizzati, ma sono due, quelle azioni che stiamo chiedendo potrebbe essere questa, di magari lasciarsi il 50% del prelevamento del fondo. Jesolo, ad esempio, il collega De Zotti, credo gli vengano prelevati 10 milioni all'anno, e capite che per una pianificazione anche di lavori pubblici 10 milioni sono cifre importanti. Rosolina, ad esempio, ha un prelevamento di circa 2 milioni di euro, e se magari anche ci fosse lasciato il 50% di questo prelevamento, eviteremmo magari di accendere qualche mutuo per fare dei lavori pubblici. Interessante questo aspetto. Lei non chiede più risorse, ma dice insomma, non toglieteci quelle che già abbiamo. Esattamente. E poi assolutamente una deroga per quanto riguarda la spesa del personale. Come sapete, le assunzioni vengono dettate da dei numeri controllati ovviamente dalla Corte dei Conti, dei numeri di bilancio, e vengono tarati per il numero effettivo di abitanti. Rosolina 6.300 abitanti, ha 34 dipendenti in municipio, di cui 5 vigili, e nel periodo estivo però noi diventiamo come il capoluogo Rovigo, che ha 300 dipendenti, e noi sempre i nostri 34 devono fare per i 300 che sono a Rovigo. E attualmente in questi giorni quante persone conta Rosolina con Rosolina Mare? Quante sono le persone presenti in questo momento sul territorio comunale di Rosolina? Ad oggi credo saremo intorno ai 45.000. Pensate che abbiamo il villaggio turistico più grande di Rosolina Mare, che solo lui in questo momento è a pieno regime, ha una ospitalità di 10.000 persone, perciò un villaggio turistico fa un paese. Se sommiamo poi le 11-12.000 persone presenti nell'isola di Albarella, che pur essendo un'isola privata, essendo un condominio privato con un servizio di vigilanza privata, però ha le esigenze insomma, di una città di 10.000 abitanti. Perciò tutto diventa difficile anche da gestire, ormai siamo rodati e collaudati, però soprattutto dal punto di vista di sicurezza, ad esempio, abbiamo fortunatamente una grande assistenza da parte del tavolo della prefettura, del tavolo di pubblica sicurezza, perché ci teniamo particolarmente a garantire, soprattutto nelle ore serali, ma chi pratica le nostre località, insomma, che si senta sicuro, e anche dal punto di vista di sicurezza sanitaria. Sono due aspetti insomma, che gestiamo grazie a un supporto di tutti gli enti, ma con qualche deroga in più, con il progetto di legge insomma, che abbiamo presentato a livello nazionale, credo si potrebbe fare anche meglio. Allora, Sindaco Crossato, lei resta con me, abbiamo ancora parecchie cose da dire. Fra pochissimo ci colleghiamo con Tiziana Bolognani, perché ci sono degli aggiornamenti importanti di cronaca dalla provincia di Belluno. Ci sono degli aggiornamenti importanti, allora facciamo così, un minuto di pubblicità e rientriamo con Tiziana Bolognani, poi ancora il nostro ospite Michele Crossato. A fra poco. Di nuovo in diretta, vi dicevo di un importante aggiornamento di cronaca dalla provincia di Belluno. Ci colleghiamo telefonicamente con Tiziana Bolognani. Cos'è successo, Tiziana? Siamo sulle torri del Falzarego. Sì, devo dire che la notizia è arrivata proprio davvero poco fa, sono ancora confusi, non è ancora stata ricostruita la dinamica di questo incidente che è accaduto durante un intervento di soccorso con l'elisoccorso. Durante queste operazioni di recupero di una persona, di un escursionista, alpinista, non lo sappiamo, c'è stato, come riferisce il soccorso alpino in un comunicato firmato dal delegato della delegazione bellunese Michele Titon, c'è stato un inconveniente operativo, così viene definito, che ha coinvolto sia il paziente che un componente dell'equipe sanitaria. Nella fattispecie si tratta della dottoressa dell'elisoccorso che era in turno sull'elicottero questa mattina. Entrambe le persone hanno riportato conseguenze che il direttore generale dell'ULSS di Belluno, Achille Di Falco, ci dice essere
non essere in pericolo di vita. Quindi entrambe le persone sono rimaste infortunate, pare che tutti a terra durante questo soccorso, barella a terra, qualcosa abbia fatto scivolare la dottoressa e l'infortunato, e in questo scivolamento entrambe le persone sono rimaste ferite. I soccorsi sono stati naturalmente tempestivi, non sappiamo dove siano stati portati i due feriti. Quello che è certo è che sono in corso accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per verificare ogni elemento che sarà utile alla comprensione dei fatti, e quindi in questo momento è prematuro formulare ipotesi su cause o attribuire eventuali responsabilità. Il fatto è accaduto a metà mattina, lo ricordo, siamo sulle torri del Falzarego, comprensorio di Cortina d'Ampezzo. Abbiamo parlato con il direttore generale dell'ULSS 1 Achille Di Falco, che stava rientrando dalla cerimonia di commemorazione della tragedia di Rio Gere di 17 anni fa. Quindi potete immaginare, quando è arrivata questa notizia, quale sia stato lo stato d'animo di tutti noi, oggettivamente ancora colpiti da quella tragedia. Cristian, naturalmente nel corso del pomeriggio noi stiamo raccogliendo chiaramente il materiale e certamente questa sera saremo in grado di essere il più precisi possibili, o almeno ci auguriamo di riuscire a farlo. Tiziana, grazie infinite per tutti questi aggiornamenti. Insomma, parliamo di un nervo scoperto, la tragedia di Rio Gere, e poi appunto questo intervento oggi, questa sera. Chiaramente vi daremo tutte le informazioni del caso con la nostra Tiziana Bolognani. Sindaco Grossato, torno da lei. Chiaramente la cronaca come sempre incombe. Stavamo parlando della stagione turistica a Rosolina, nella sua Rosolina. Stavamo parlando di una battaglia che state portando avanti come sindaci del mare, possiamo usare questa espressione, per vedervi riconosciuto uno status giuridico diverso, quindi per dare la possibilità alle vostre città cittadine di adeguarsi anche da un punto di vista burocratico alle esigenze dell'alta stagione, quando passate da qualche migliaio di unità a diventare delle grandi città. Questo è il tema. Assolutamente, come ribadivo prima, le nostre richieste insomma non sono di contributi, non sono di soldi, anche se spesso volentieri i bilanci anche di comuni più piccoli rispetto al nostro hanno anche necessità, ma fortunatamente ci sono dei filoni di investimento dedicati. E speriamo insomma, ecco, che ci venga riconosciuto. Questo non riguarda solamente i comuni balneari, ma riguarda anche i comuni lacustri, proprio per migliorare sempre di più l'offerta turistica dei nostri paesi e per non mettere poi in difficoltà anche i residenti, perché spesso e volentieri dobbiamo coniugare l'accoglienza con chi ci vive e ha scelto di fare la propria esistenza nei nostri comuni. Allora, se non sbaglio, un convegno, un primo tavolo regionale e nazionale si terrà a fine settembre a Lignano, Sabbiadoro? Sì, avremo il nostro appuntamento annuale, il Summit del G20S, che ci farà incontrare tutti i sindaci, 20 sindaci che superano il milione di presenze, ma poi abbiamo anche allargato un pochino anche a chi non riesce ad arrivare a questo numero, a delle altre municipalità, proprio per fare una massa critica. E poi il 9 di ottobre c'è il Summit del Mare da voi a Rosolina. Esattamente, quest'anno il Summit del Mare, che è l'appuntamento annuale organizzato dalla Costa Veneta, verrà fatto nel comune di Rosolina, per l'esattezza nelle isole di Albarella, e il 9 di ottobre la volontà è quella di candidare sempre di più la Costa Veneta a diventare non solo il distretto del divertimento, dell'ombrellone, del lettino, ma anche di diventare il distretto del benessere, che così con questa azione riusciamo a generare salute pubblica grazie alla vicinanza del mare, delle nostre pinete e, come dicevo in apertura, di far turismo 365 giorni all'anno. Quindi coniugare il turismo
tradizionale canonico di mare con il filone tutto sommato nuovo del turismo del benessere. Esattamente, ma un benessere però non inteso come ad esempio andare alle terme, ma proprio vivere la giornata mano a mano nella natura, nella pineta, nella sabbia, nelle dune, attraverso anche delle azioni di gastronomia dedicata proprio per il benessere, ad esempio dimensionando anche i nostri centri con un'urbanistica proprio dedicata, un occhio di riguardo soprattutto per la disabilità e per la terza età, perché la popolazione sta sempre di più invecchiando. Perciò ecco, tarando, dimensionando la Costa Veneta, che è già sinonimo di movida, di divertimento, di relax, però anche con un occhio di riguardo rispetto alla Blue Economy. Le spiagge del benessere. Le spiagge del benessere. Mi piace come Mi piace tantissimo. Slogan. E quindi diciamo che il 9 di ottobre a Rosolina, con questo summit del mare, lancerete immagino anche una nuova campagna comunicativa, informativa. Una nuova campagna informativa, ci saranno 8 tavoli tematici per filoni, come ho anticipato ora, e poi da lì insomma, faremo anche un documento che ci serve a tutti noi sindaci, una sorta di ricettario per mettere in piedi queste azioni insomma, che saranno e guardano il futuro ovviamente, perché ci sono delle azioni che si possono fare immediatamente, ma ci sono anche delle azioni a lungo raggio, ma spingendo tutti insieme, remando tutti insieme insomma, in questa direzione. Summit del mare che si terrà nell'isola di Albarella, che è un po' l'isola dei VIP in Veneto, o comunque ha un turismo che possiamo definire VIP? Un turismo di nicchia, poi proprio per lo status dell'isola di Albarella stessa, è un'isola privata che non si può accedere perché arrivi tramite una strada arginale a un certo punto. Una volta in origine poi si arrivava solo con una barca, invece adesso c'è questo ponte, insomma questa strada arginale, ma c'è una sorta di dogana, c'è una barriera che diventa invalicabile. Almeno che tu non sia proprietario di casa o affitti una casa per fare la tua vacanza oppure pernotti nelle 2 strutture alberghiere. Ma quindi la convivenza tra isola dei VIP e spiaggia più popolare è possibile? È possibile? No, nel senso che sono 2 cose a sé stanti. Rosolina Mare ha una vocazione, ha uno status libero, insomma, che facciamo raggiungere tutte le persone che vogliono arrivare nella nostra località. Ad Albarella invece la spiaggia è anche questa privata, perciò non puoi arrivare. L'offerta è diversificata. È assolutamente diciamo diversificata. Di certo Belen è una vostra ospite VIP che ha travalicato questo confine. Belen è una delle ospiti VIP che da alcuni anni ha scelto di trascorrere la vacanza estiva nel nostro comune, nell'isola di Albarella. Quest'anno anche con la sorella, il cognato, tutta la grande famiglia allargata, e noi insomma la stiamo accogliendo in maniera tale che possa assolutamente trascorrere la sua vacanza in serenità, in relax. Purtroppo lei ha un'attenzione mediatica particolare, ma insieme al direttore dell'isola di Albarella, l'ingegner Rosati, insomma, stiamo cercando di tutelare anche la sua voglia di fare la comune cittadina, tipo quella di andare il mercoledì sera a una specie di sagra paesana che viene organizzata all'interno dell'isola di Albarella e miscelandosi con le persone che ci partecipano. Queste immagini che stiamo vedendo sono tratte dal profilo ufficiale di Belen e sono relative a cosa, Sindaco? Una serata che gli abbiamo fatto trascorrere nel Luna Park di Rosolina Mare. Grazie anche alla collaborazione degli operatori, noi abbiamo un bel Luna Park a Rosolina Mare, abbiamo fatto un'apertura un po' più allungata perché lei è arrivata verso le 11 di sera, non lo sapeva nessuno a parte il sottoscritto e un mio assessore, e gli abbiamo fatto fare insieme al figlio, a Santiago e a Luna, ai 2 figlioli, una giornata come una comune mortale. Infatti sia lei che la mamma mi hanno detto: guarda, queste cose noi a Milano non le possiamo fare perché al momento che usciamo anche per mangiare un gelato abbiamo paparazzi che ci inseguono, e di conseguenza insomma, ha avuto il modo di assaporare un po' di libertà fuori dai riflettori. E dalle immagini che ha postato sembra aver gradito.
Ha gradito, anche perché credo che poi a mezzanotte abbiamo mangiato anche un pezzo di pizza, come si dice, in cartone su un tavolo da picnic fuori dal centro congressi. È una cosa che lei mi diceva, sono anni che io non faccio queste cose e che i miei figli soprattutto non possono fare, perciò sono anche le cose semplici, insomma, che le persone esposte anche a un certo risalto mediatico credo abbiano desiderio di farlo. Lei adesso va a cavallo, ha avuto anche una caduta di cavallo, insomma è un po' seguita. Ne hanno parlato in tanti, però ecco, si sta divertendo, si sta rilassando in prossimità anche dei prossimi impegni televisivi che avrà nel periodo autunnale, perciò ecco, noi siamo contenti, insomma, la state un po' coccolando. Diciamo che la stiamo un po' coccolando. Ma senta, altri VIP, ci può fare qualche nome? Qui Belen aveva postato. Belen è una che tra l'altro sui social è molto dinamica, molto presente, però ecco, noi abbiamo un attore che non posso dirlo, però da ormai 10 anni sceglie di trascorrere la sua vacanza in un villaggio di Rosolina Mare, un attore molto importante, ma anche lui si miscela con la gente normalmente, va a fare la sua spesa, magari con occhiali o cappellino, tanti non lo riconoscono. Abbiamo anche dei calciatori, anche di Serie A, anche del torneo tedesco, che vengono a Rosolina Mare, sono stati visti in qualche ristorante, però ecco, ci teniamo a garantire una privacy, perché è giusto, insomma, che chi ha voglia di trascorrere una vacanza distante dal telefonino, dai media, Rosolina Mare, al Barella, insomma, permetta di fare questo. Quindi loro. siete sia una spiaggia pop che VIP. Assolutamente. Oggi le do diversi slogan. E senta, Grossato, che settembre sarà per Rosolina, per il Delta? Sarà un bel settembre. Ovviamente il cambiamento climatico è un dato che non possiamo non attenzionare, perché quest'anno tra l'altro è stato un anno particolare, di caldo particolare, di siccità, di emergenza idrica, di risalita del cuneo salino sui fiumi più importanti che danno approvvigionamento anche ai nostri acquedotti. Però ecco, il settembre dovrebbe prefissarsi ancora una volta sull'onda, ecco, di questo turismo tutto l'anno. Abbiamo ancora tante prenotazioni, villaggi aperti, abbiamo anche noi fatto una proposta di calendario di eventi, perché Rosolina Mare, come sapete, offre ai nostri cittadini anche momenti di svago, di musica, di intrattenimento, e anche il mese di settembre offrirà queste opportunità, soprattutto sport, per far sì che, insomma, chi decide di venire a passare qualche ora, la Tintarella si può prendere anche a settembre, poi alla sera può anche svagarsi nelle nostre piazze e nelle nostre aree spettacolo. Avete puntato molto sulla musica, avete avuto grossi nomi. Quest'anno sì, abbiamo puntato su un calendario importante e garantiamo per gusti, anche perché tutti i martedì sera, ormai da anni, abbiamo Piazza San Giorgio che si trasforma in una balera d'estate con le migliori orchestre. Il giovedì mattina invece su tutte le spiagge abbiamo un concerto all'alba alle ore 6 che è sempre diverso, ma è molto frequentato, perché anche giovedì scorso c'erano circa 400 persone ad ascoltare un concerto di chitarra e flauto, e poi grandi nomi che quest'anno sono venuti da noi, tra cui abbiamo portato il tour nazionali di Elettra Lamborghini, il Pagante, serate di DJ, tormentoni vari, insomma abbiamo offerto l'opportunità, ecco, di svagarsi dopo una pasta asciutta o dopo una pizza al ristorante nella fascia serale. Quindi a Rosolina l'estate non sta finendo. L'estate non sta finendo e ci tengo anche a precisare che quest'anno non abbiamo fatto pagare nessun biglietto. Tutte le attività, tutti gli eventi che abbiamo fatto sono stati tutti interamente gratuiti. E sono stati apprezzati. Sono stati apprezzati anche perché, oltre che a intrattenere chi ha scelto di trascorrere la vacanza in quella settimana specifica, ci hanno permesso anche con strategie ovviamente di pubblicità di portare anche persone dall'Interland e di riempire la località e gli operatori commerciali. Quindi di fare contenti anche i residenti. Esattamente, perché poi magari... i ristoratori e tutto l'indotto, insomma, che un grande evento può portare nella località. Sindaco Grossato, grazie davvero. Noi ci aggiorniamo a questo punto con il summit del mare del 9 ottobre al Barella, con insomma, le principali località turistiche italiane sostanzialmente, che si confronteranno sui temi di maggiore attualità. Grazie al sindaco di Rosolina, Michele Grossato, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Noi ritorniamo in diretta alle 18:25 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Avete visto, c'è
tanta cronaca anche oggi, tanti i fronti dei quali dovremo parlare e aggiornarvi. 18:25 quindi edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Per il momento è tutto, io vi lascio a Casa Pappagallo subito dopo la sigla con la ricetta del giorno, poi Agricoltura con Lucio Zanato e alle 16 un film western memorabile con Gary Cooper, L'albero degli impiccati. Quindi a questo punto rimanete su Antenna 3, grazie alla regia di Alberto Pivetta e Andrea Basso, buon proseguimento.